lunedì, adesso faccio colazione, devo prima aspettare che finisca qui, ok? Faccio colazione, ma prima della colazione voglio aprire la casella 15, che è qua, di calendari, e 2 Kinder Mini. Poi gattino composto, e questo qua parlante che non sta zitto un secondo, fa diventare matta. Allora, casella 15, eccola qua. È grande la casella di oggi, Pepe, sai? 15. Una bottiglia. Questa è birra analcolica, quindi me la tengo. Qua invece riesco a far forza lo stesso senza aver bisogno di 2 mani. E qui cos'è? La salsa alioli con sriracha, quindi è piccante. Madonna, questa è fatta per me. Sì, lui è un cane. Deve aprire qualsiasi roba, deve mordere qualsiasi roba. Posso portare di là? Posso? È molto interessante. Buono. Ho anche acceso il fuoco perché ieri non è stato fatto, neanche ieri sera non l'avevo neanche acceso perché tanto non valeva la pena accenderlo. È una bellissima giornata. Mi sembra abbastanza freddo, però non freddissima, ecco. Per curiosità. Andiamo a vedere quanti gradi, per curiosità. -1 in questo momento, lì sul muro. Sì, vai anche tu fuori, vai, tutti fuori, al freddo, al gelo. Ecco. Però ha freddo le zampine, fa così, vuol dire che ha freddo le zampe, però vuole stare fuori. Torno sul discorso Primark. Noi siamo entrati, non c'era tanta gente da proprio confusione totale, nel senso non era affollatissimo. Io pensavo di trovare veramente affollato, invece no. Vi stavo dicendo ieri che ho guardato volevo prendere un pigiama, no? Allora, o sono troppo grossi, sono quelli di Pile, vabbè, e io non riesco a tenerli perché sono troppo grossi, quindi sono andata a vedere quelli un po' più sottili. Quelli in cotone, ma quasi tutti in realtà, hanno le maglie corte. La maglia del pigiama deve arrivarmi almeno a metà culo, poco sopra, perché altrimenti io ho freddo alla schiena, non posso stare con le maglie corte. E invece la maggior parte dei pigiami che ho guardato, che poi ho guardato quelli in cotone, non quelli sintetici, avevano ste maglie corte che forse mi arrivavano un po' sotto l'ombelico, ma è troppo poco per me. E qualità dei tessuti dubbia, nel senso che da Shein praticamente è la stessa roba. Forse trovi roba migliore a volte, non lo so. Comunque, come tessuti, ecco, erano pigiami inconsistenti, anche i calzettoni, tra virgolette, quelli morbidi, che sembrano grossi, in realtà erano niente, un niente, cioè non erano niente in tutto. E infatti ero tentata quasi a comprarli, poi ho detto no, perché li metti su, li usi qualche volta, sono consumati, cioè, valgono veramente quello che costano. Tutto questo per dire che comunque io non ho visto tutta sta gran qualità, è conveniente, sì, per certi versi, ma per altri... stavo dicendo i pigiami di cotone. Ecco, c'erano i pigiami di cotone, molto sottile come cotone, anche quello inconsistente praticamente, un cotone veramente misero, e non era un bel cotone, era anche quello, niente in tutto. E il problema, le taglie, problema taglie. Allora la S, i pantaloni mi sarebbero andati bene, ma la maglia no, perché la S era troppo stretta.
E purtroppo quei pigiami là vengono venduti abbinati, quindi la stessa taglia sia pantalone che maglia, non sono quelli che puoi scegliere. E quindi ho detto non posso prendere, cioè avrei dovuto prendere una M/L per la maglia, per il sopra, ma il sotto sarebbe stato enorme. E quindi ho detto lascio perdere. Un pigiama costava 10 euro di quelli là in cotone. Però, vista la sottigliezza del tessuto e visto che comunque come taglie non c'eravamo, ho detto ok, lascio perdere l'acquisto del pigiama. Ma avrei voluto un pigiama nuovo perché ho sempre gli stessi e man mano si stanno anche consumando. Però niente. Poi come oggettistica, allora, oggettistica per la casa non mi è piaciuto niente. Avevo visto un completo per il letto, bellissimo. Non c'era la misura. Non c'era la misura che serviva. Una delusione quel negozio. E poi, boh, cos'è? Cioè, l'abbiamo guardato tutto, ma non ho trovato niente. Poi ho guardato la roba sportiva. C'erano dei leggings maculati, come piacciono a me, però sul nero grigio scuro. Non erano proprio neri, era grigio scuro. Quindi non erano i classici marroni maculati. E ho detto, guarda questi che carini. E poi ho fatto una prova. Ho provato ad allargare con la forza la gamba e sinceramente il pantalone rimaneva deformato e ho detto ok, no, questi non sono leggings che fanno per me, non sono di buona qualità. Insomma, come negozio in sé non mi ha lasciato una gran bella impressione. Ero curiosa di andare a vedere sto Primark, ma non ci ho visto niente. Come succede spesso, come mi era successo anche per altri negozi, non ci ho visto niente di così bello da spenderci tanti soldi. Non ci ho speso proprio niente. Entrata, siamo stati dentro abbastanza, preso niente. Volevo solo spendere 2 parole su questo Primark. Vorrei tornarci, sì, in un'altra stagione magari. Vorrei tornarci per vedere se trovo qualcosa, però sinceramente adesso come adesso non ho visto niente di così interessante da acquistare. Comunque sono dei mangioni questi uccellini, purtroppo c'è il sole contro, non so, non ho modo di farvi vedere, ma cioè sta casetta è vuota, io non so, ma mangiano tantissimo. L'ultima volta avevo comprato 2 pacchi da 4 kg, sì, 2 pacchi da 4 kg perché erano scontati, li avevo pagati 12 euro. No, oddio, no, mi sto confondendo con qualcos'altro forse. Ma forse 12 euro e qualcosa, lo so. Vai, vai dentro. Mi piangeva che voleva entrare. Vai, vai. No, ok, falso Pepe. Allora, o vuoi entrare o vuoi stare fuori. No, non è mica normale. Dai, così. Ecco, forse. Insomma, avevo trovato, c'era una buona offerta perché li avevo presi con il Black Friday. Era quello? Forse sì, non lo so. Comunque li avevo presi in offerta, quindi avevo anche risparmiato l'ultima volta. E solo che per riempire quella casetta sono un po' scomoda. Allora utilizzo questa tecnica. Uso un bicchiere, riempio un bicchiere alla volta, anche se è lunga. È lungo fare questo lavoro qua, ma non importa. Ho steso un po' di biancheria qua di fuori e un po' in casa. Un po' e un po', perché il sole scalda bene e comunque è anche un po' ventilato oggi. Quindi in teoria dovrebbe asciugarsi la roba. Ma qua abbiamo un Silvano! Ciao Silvano! Ciao piccolo Silvio! Che bello Silvio! Vieni Silvano! Vieni, vai giù! Vieni su! Mio Silvio, povero Silvio, mio Silvietto. Bravo Celestino. E qua c'è Pidolina che fa nanna. No, Pidolina sono io. Mamma mia, ho paura. Stavi dormendo tantissimo, amore. Oh, che prurito, senti che prurito, senti. Oh mia Pidolina, ti ho spaventata tantissimo. Povera Pisola.
Silvano, Celestino che fa la pappa. Ma se non c'è nessun altro qua nel baraccamento? Lì non c'è nessuno, no, Silvano, non c'è nessuno. Devo aprire i calendari. Mi sono fatta una bella doccia, ne avevo proprio bisogno. Allora, primo calendario, oggi è il giorno 16, eccolo qua. Vediamo. Ma no, ma perché queste schifezze? Cioè, schifezze, sono buoni, però sono schifezze. E 16 di qua. Cioè, che miseria però. Vabbè, questo lo porto a mio papà che gli piacciono queste robe. Quindi, ok, bottino di oggi mica tanto convincente. Ho dato una sistemata anche alla cucina qua, però avevo un casino. Veramente ieri non avevo combinato niente e quindi avevo un casino qua. Quindi ho sistemato il tutto. Casellina 16 del calendario Kinder, una barretta Kinder, classica barretta. Se riesco, sono difficili da tirare fuori, eccola qua. Ok, adesso devo scaldare la pasta e sono praticamente le 2. Sono un po' in ritardo perché non ti piace cioccolata, ma sembra che io mangi chissà che robe. Ma non cioccolata. Vabbè. Pepe è così. Allora, devo pulirmi gli occhiali perché non ci vedo neanche fuori. Altre cose che devo fare: accendere il fuoco, solite cosette, fare il letto, mettere via la biancheria, solite cose di tutti i giorni. E avanti così, alla fine in casa si fanno sempre le stesse cose, però prima di rifare il letto apro un po' la finestra qua. Apro un po', arieggio un po'. E poi credo relax oggi pomeriggio, non lo so se andiamo via o che, ma credo starò in relax alla fine. Qua qualcuno ha fretta di entrare in questa stanza. Ecco chi è quel qualcuno. Apriamo i calendari, oggi piove, una miseria di tempo, oggi veramente uno schifo. A che numero siamo arrivati? 17. Sì, perché oggi è il 17, non riesco con una mano sola. Ah, che tristezza. Prova il caffè. Non sono capsule, vero? Ah, allora sì che si può, sono delle bustine. Il ginseng a me non è che piaccia. No, però mettiamo in dispensa. Apriamo 17 di questo invece. Che cos'è? Ah, 100% frutta. È una... come cavolo si chiama? Non ho una conserva. Come si chiama? Vabbè, in quella roba di frutta. Ecco, non mi viene in mente il nome, ma abbiate pazienza. Allora, doccina fatta. Accendiamo la luce intanto, perché qua bisogna accendere la luce. Bisogna far da mangiare. Mamma mia. Io con sto telefono non vado d'accordo, ok? Non va bene così. Allora, questi devo metterli da parte. Questi li metto via, possono essere riutilizzati. La ciotolina di bue la metto via. E adesso devo pensare a cosa fare da mangiare per pranzo. Non ne ho idea. Ciao. Che carino che sei. Carino, sì. Bello. Si decide la sopravvivenza del cucchiaio bianco nascosto. A noi farebbe comodo avere un esempio. Sì, la metodica chef oggi non considera queste cose. Già. Hai visto? Sulla prima stagione ho capito che esistono gusti molto diversi, però poi mi sono chiesto se potesse esistere tra quei gusti tanto diversi un punto di incontro. E così ho scoperto se oggi passo quel punto di incontro esiste.
che dite? Apriamo le caselle di questa giornata. Oggi questo è il tempo. Grigio, però non è male, non sta piovendo e non fa neanche freddo. Vabbè, lasciamo perdere la questione neve perché sono tutti che si lamentano. Chiaramente siamo in periodo quasi natalizio e neve non ce n'è, le piste non riescono a tenere aperto, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che è un po' un problema. Allora, oggi è il 18. Apriamo. Cos'è questo? Apriamo la casella 18. Mandorla e cocco. Ah, queste belle, porta mio papà. Quante sono? 3. Queste le porto a lui. A lui piacciono le barrette. E poi la 18 invece di questo. Magdalenas. Madeleine, ingredienti, farina, Maddalenas avevo detto. Ah, perché qui c'è scritto Magdalenas, vabbè. No, non ci sono nocciole in grassetto, frutta a guscio, ma non nocciole. Devono essere buoni questi dolci. Ok. Allora, oggi pomeriggio, sì, andremo via, abbiamo deciso. Eravamo già partiti, ho fatto tornare Franza a casa a cambiarsi perché era in condizioni. Cioè, io dico, va bene che c'hai i tuoi pensieri, le tue robe, sì, però cioè, non dobbiamo andare vicino a casa, quindi magari cerchiamo di essere un po' presentabili, insomma. Era vestito da lavoro, sì, però anche no, quindi stavolta l'ho fatto tornare indietro, non è la prima volta che lo fa. L'ho fatto tornare indietro e si sta cambiando.